dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire. Segui per dire, il meglio deve ancora venire. Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati ad A Tutto Campo, il meglio, l'appuntamento del giovedì. Prima di andare a visionare tutte le immagini dei recuperi che si sono svolti ieri sera, in campo le prime squadre per giocare le gare rinviate appunto della seconda giornata dei campionati dilettanti. Noi però prima di mostrarvi come sempre le immagini, due gare c'erano di eccellenza, due gare noi abbiamo ripreso, vi mostreremo con i nostri commenti. Prima però parliamo di dell'iniziativa voluta dalla Federcalcio regionale. Stamattina allo Stadio Friuli, presso la sala stampa, si è tenuta la conferenza stampa di bilancio del primo anno di governo Toffoletto. Rapidamente nel servizio i punti toccati, vediamo. Un anno di presidenza riassunta alla stampa all'incontro odierno tenutosi allo Stadio Friuli. La scelta del luogo rimarca la sinergia tra Lega Nazionale Dilettanti e Udinese. Il direttore generale bianconero Franco Collavino ha confermato che al Friuli troveranno spazio le sedi del CONI e del Comitato di Udine. Il presidente Toffoletto ha fatto il punto sul suo primo anno di mandato. Il bilancio si chiude in attivo. Sulla sede è intervenuto il consigliere federale Renzo Burelli. A febbraio sarà fatto il contratto di acquisto della sede di Palmanova. La spesa di 1,5 milioni a carico della Lega Nazionale Dilettanti e della Federcalcio. Il comitato regionale pagherà un affitto. Qui troveranno spazio anche il settore giovanile scolastico e la sezione degli arbitri. Lo stadio di Palmanova diventerà centro federale. La LND si occuperà di mettere a posto i campi. Resta un problema la ristrutturazione degli spogliatoi. Lega e Comune stanno valutando le soluzioni. I tempi non sembrano essere brevi. Tra i punti toccati da Toffoletto, l'attività del calcio femminile e del calcio 5, movimenti in crisi. Servono più numeri, ha detto. Il presidente ha elencato le molte iniziative avute dal comitato regionale sui temi delle rappresentative, gli arbitri e il tema fiscale. Ha infine dichiarato che nella prossima assemblea verrà chiesto alle società come ridistribuire il famoso tesoretto accumulato dalle precedenti presidenze. Questo insomma il sunto del discorso dell'ampia conferenza stampa tenuta dal presidente Toffoletto insieme a tutti i consiglieri regionali, e dopo questo noi cominciamo invece, torniamo in campo per le immagini. Ieri hanno giocato in eccellenza, si sono giocati due recuperi, in promozione invece è stato sospeso per nebbia addirittura l'incontro Brian Fiume Veneto Bannia, quindi si dovranno ritrovare mercoledì prossimo, mercoledì 29, dove noi abbiamo preparato un'iniziativa speciale che ve la raccontiamo fra un attimo. Prima però le immagini subito dell'anticipo di ieri. Partiamo con Gemonese Manzanese, finita 0-0 la gara ed è un'occasione persa, sprecata per la squadra di Pino Cortiula, fermata da un protagonista assoluto, Raffaele Clemente. Il servizio. Amici di FVG Sport Channel, buonasera in diretta streaming dal Simonetti di Gemona, la sfida di eccellenza, recupero della seconda giornata Gemonese Manzanese. Il via a questo incontro ed è iniziata in questo istante. Il colpo di testa a prolungare, a servire, Pignata che sbaglia però l'angaggio col petto, poi va a recuperare palla su un distratto Filopati, cerca Rossi, col destro angola Rossi, il diagonale però finisce fuori. Drilla, profondità, azione sulla sinistra, si propone Marco Rossi, c'è Marini su di lui, la giocata bella di Marco Rossi, attenzione la Gemonese in avanti, Clemente sul primo palo mette in angolo sulla conclusione di Carnielutti. Casarsa servito da Cadò, palla al centro di Pignata per Rossi, si gira Rossi, deviazione, poi ancora lì Marcucci col destro e qua Clemente ha un riflesso impressionante, mette in angolo e un'altra parata fenomenale. Carnielutti a rubare il tempo e proporsi in attacco con uno scatto perfetto, grande Carnielutti, ancora Clemente e poi Carnielutti non riesce a ribattere a rete, sempre 0-0, azione perentoria di Carnielutti, ha calciato bene con forza però troppo centrale ed è un'altra parata di Clemente. Comac, l'unico che può cambiare un po' ritmo passo alla Manzanese e questo è evidente, per il momento non ce la fa. Attenzione a Grion sul primo palo, prova a sorprendere Tusini che mette in angolo. Attenzione a questo episodio
conclusione col sinistro di Marco Rossi, deviazione di Nicola Marini, forse con un braccio leggermente, diciamo così, irregolare. Continuano i minuti di imbattibilità di Raffaele Clemente, ma attenzione alla Gemonese, Marco Rossi e ancora Clemente, la deviazione Pignata, assist per Rossi e fuori porta Clemente e Rossi conclude debolmente, parata di Clemente. Fa anche rima, non ha fatto assolutamente rima il piede di Rossi col pallone. Comac ancora, Canzi è un incubo per Comac, attenzione De Baronio, trova lo spazio per il destro e Clemente non fa passare niente, para anche le mosche se possono esserci in questo periodo dell'anno, para tutto. Pallone centrale, bella la giocata del neoentrato, poi al centro De Baronio, proprio lui, deviazione, non gli è riuscita Serafini, appena entrato al pallone del vantaggio, subito aveva accorciato Canci. Attenzione però la Manzanese, Marini col sinistro, pallone fuori, qualche brivido per la Gemonese sul sinistro di Federico Marini. È stata una partita bruttina, c'è stato un fenomeno in campo, Raffaele Clemente, grazie a lui una brutta Manzanese pareggia 0-0 con la Gemonese. Protagonista assoluto, avete visto, avete sentito, il portiere Clemente ha salvato letteralmente la Manzanese da quella che sembrava una sconfitta anche meritata ieri sera al Simonetti. Abbiamo subito quindi a fine gara intervistato il protagonista della gara ai nostri microfoni, Raffaele Clemente. Innanzitutto, come hai imparato la prima conclusione di Marcuzzi? Beh, quella nel primo tempo dici, sì, si è girato bene in aria, la calciata, era abbastanza a portata. Insomma. Era a portata quella lì, io non ci credo tanto. Senti, ma sono parate per la Manzanese o anche per dire qualcosa al Cerlis Muzzano? No, Cerlis Muzzano non devo dire niente, adesso gioco per la Manzanese, quindi sono contento di portare dei punti alla causa della Manzanese, sperando che insomma servano per uscire quanto prima da questa situazione. Insomma. Quarta partita, tua con la Manzanese, 0 gol subiti. Cos'è cambiato da Carlino a Manzano per te allora a questo punto? Diciamo che ho trovato un ambiente un po' più sereno, forse era partito chiaramente con obiettivi diversi rispetto a quelli del Carlino, quindi era consapevole di dover lottare per salvarsi e quindi probabilmente affronta le partite con un po' più di serenità, ecco, questo sicuramente è una cosa. C'è molto entusiasmo, la squadra è giovane, però insomma ci siamo arrivati con Buono Conto e Sturm a dare un po' di esperienza che serviva probabilmente, e per il momento insomma dai, le cose non stanno andando male, ecco. E continuiamo con le interviste. La Manzanese l'abbiamo definita bruttina, ma una Manzanese che naturalmente è cambiata dopo il mercato. Prova ne sia che uno dei suoi acquisti, come Clemente, ha portato ancora punti in 4 gare, 0 gol subiti, ed è ovvio che Taboga ci ha visto bene, ha fatto un acquisto fondamentale per il percorso salvezza della sua squadra. E il presidente a fine gara l'abbiamo intervistato per parlare anche un po' della sua nuova Manzanese, Taboga. È giusto dire stasera una Manzanese brutta? Ci mancava 2 attaccanti, quindi sono contento per il punto, anche perché abbiamo giocato contro una buona Gemonese, ha fatto bene Clemente e devo ringraziarlo per questo. Comunque acquisto importante, quindi. Certo, quindi sì, non è che sia una mia scoperta, e secondo me lui e Del Mestre sono i migliori, anche Nardoni, i migliori portieri che sono in eccellenza. Questa Manzanese dopo il mercato è cambiata? È cambiata moltissimo, diciamo che abbiamo azzeccato gli acquisti, ecco. Si aspettava lei però che questo progetto basato anche sui giovani facesse così fatica quest'anno? Questo non me l'aspettavo, purtroppo è successo. Comunque sono contento anche stasera perché ha debuttato un 97 degli allievi e non sta facendo neanche male, ecco. La Manzanese si salva tranquilla? Ma io spero, almeno con gli acquisti che ho fatto spero di fare bene, e domenica vediamo di riscattarsi, che ci sono anche Sturm e Monels.
Queste le voci per quanto riguarda la Manzanese, ma noi prima di tornare su questa partita facciamo una piccola pausa e vediamo l'altra sfida in programma ieri sera, ovvero San Daniele contro San Luigi. Il servizio. Un San Daniele irriconoscibile perde con un San Luigi che al contrario sembra rigenerato e scavalca momentaneamente in classifica il Rivignano. Coacci perde palla. Il cross di Stipancic a cercare Kasseler lo trova, il numero 11 col sinistro prova il diagonale sfiorando il palo. San Luigi subito pericolosa, poi ci riprova con Vigliani, prove generali per il gol, pallone alto sopra la traversa, ma attenzione a questa bella questa azione, perde palla il San Luigi, Marzin lancio in profondità perfetto per Kersicola, entra in area, va alla conclusione che col destro Aiello respinge, corto però, De Reggi arriva col tapping, fa 1-1, gol di testa, esultanza curiosa, stretta di mano e così festeggia il San Daniele, ma rivediamo a parte la scherzosa esultanza il gol di De Reggi. Ma non ha voglia di scherzare Vigliani e pennella col destro 1-1. La punizione merita un replay, non può arrivarsi Cicutti, pallone che sbatte sulla traversa e si insacca in rete, esultanza meno curiosa, ma il risultato è comunque lo stesso, è gol 1-1 tra San Daniele e San Luigi. Poi apertura fantastica di Kasseler, Vigliani, il cross 800, salva tutto. Non sarà la stessa cosa poco dopo. Prima però Sessi perde un pallone velenosissimo, si invola Tisiot, appena entrato in area, destro in diagonale, ma non inquadra la porta. Attenzione a questa azione del San Luigi, il cross, pallone che resta in area, la girata di un Vigliani scatenato trova il braccio di 800, Ferro non ha dubbi, e cartellino rosso e calcio di rigore. Rivediamo le immagini, sono davvero chiarificatrici. E poi dal dischetto Gerbini non sbaglia e sigla il gol del vantaggio 2-1 per il San Luigi. È la serata davvero dei triestini. Stipancic allarga per Kasseler, stavolta sbaglia la giocata col sinistro, ma il gol del 3-1 arriverà proprio sul finale. Un altro lancio trova impreparata la difesa del San Daniele, va via bene Marzini in un primo momento fermato da Cicutti, poi pesca Stipancic che col sinistro mette all'incrocio, vince con merito un bel San Luigi. Vigliani è in serata di grazia, è decisivo nel percorso salvezza, così ci si può mettere al riparo. Risultato sorprendente quello di questa gara. Per le riprese ringrazio Simone Fornasiere, una vittoria che rilancia il San Luigi. Ieri al Simonetti abbiamo incontrato anche mister Toffolo del Tricesimo, che naturalmente era a visionare la Gemonese che sfiderà domenica per la prossima giornata di eccellenza. Il mister naturalmente ci parla un po' anche delle sue impressioni in vista della prossima gara e anche dei risultati dei recuperi che lo interessavano, con un commento anche sulla vittoria del San Luigi. Sentiamo. Non è mai facile giocare infrasettimanale quando comunque i punti pesano per entrambi. A noi va bene, a noi il punto così va bene. Perché restano tutte tranquille. Sì, noi guardiamo solo in casa nostra, quindi dobbiamo fare bene noi per riuscire a dare, diciamo così, ancora più motivazione, ancora più spazio fra noi e le altre, e per raggiungere l'obiettivo salvezza. Questo è il primo obiettivo. E la vittoria del San Luigi? Ma San Luigi è squadra, lo era già prima, non girava benissimo, secondo me San Luigi farà un gran girone di ritorno. Un caloroso saluto dalla famiglia Zanutta Fadalti. Sì, ho detto proprio famiglia, e oggi tutti voi siete invitati a farne parte. La ditta Zanutta Fadalti è leader nel settore del riscaldamento domestico e oggi vi proponiamo un'incredibile offerta per riscaldare la vostra casa con efficienza, professionalità ed un occhio al portafoglio. Le prime 30 persone che telefoneranno al numero in sovraimpressione, prenderanno un appuntamento e prenoteranno un qualsiasi macchinario della nostra linea a legna, stufa o camino, riceveranno immediatamente a casa
un bancale di legna in omaggio che corrisponde circa a 10 quintali e un comodissimo e praticissimo aspiracenere. Tutta la merce verrà consegnata a casa vostra gratuitamente. Ma oggi, amici, per voi abbiamo un'offerta ancora più clamorosa. Le prime 30 persone che telefoneranno, prenoteranno un appuntamento e un qualsiasi macchinario della linea Godin, stufe o camini, avranno in omaggio 2 bancali di legna che corrispondono circa a 20 quintali e il trasporto del materiale sarà completamente gratuito. Ed ora, per chi cerca la praticità, è il momento di parlare delle stufe a pellet e a biomassa. Le prime 30 telefonate che prenderanno appuntamento e in seguito acquisteranno un qualsiasi prodotto della nostra linea pellet o biomassa riceveranno a casa 50 sacchi di pellet di abete gratuitamente ed in più verrà tutto recapitato a casa vostra senza spese aggiuntive di trasporto. Se qualcuno di voi non potesse o non volesse affrontare l'intera spesa in un unico pagamento, la Zanuta Fadalti vi propone dei comodissimi e praticissimi finanziamenti a tasso zero personalizzati. Credo sia difficile trovare un'altra azienda che vi può dare queste soluzioni a 360 gradi. Sopralluogo gratuito con tecnici specializzati entro 48 ore dalla vostra chiamata. Finanziamenti personalizzati secondo le vostre esigenze, qualità dei prodotti e assistenza post vendita. Quindi affrettatevi a chiamare, la nostra promozione è valida solo fino a fine febbraio. Chiamate, chiamate, chiamate! E adesso andiamo a chiudere con le interviste. La Gemonese poteva fare un evidente balzo in avanti in classifica, non c'è riuscita e in questa stagione cominciano ad essere troppe le occasioni sprecate. La pensano così Pino Pretto, presidente della Gemonese, suo allenatore Pino Cortiura, e quindi chiudiamo l'argomento della gara di ieri con le ultime interviste raccolte al Simonetti, il presidente e l'allenatore giallorossi. Vediamo. Sicuramente un po' di rammarico per le grandi occasioni buttate via, perché abbiamo avuto 4 palle gol e dobbiamo concretizzare. Purtroppo abbiamo sbagliato sotto porta molto e adesso c'è un po' di rammarico. Resta fiducioso più per guardare l'altra classifica o più preoccupato sotto? Prima guardo sempre sotto perché per noi l'importante è mantenere la categoria, però diciamo abbiamo buttato via tanti punti, anche domenica a Tras abbiamo preso il 2-2 a 10 secondi dalla fine. Dispiacciono questi punti buttati via perché la squadra sta veramente giocando bene e sta dando molto. Arrivare 0-0 c'è un rammarico, loro vanno via contenti del risultato, noi no. Però non sei contento stasera? No, insomma, pensavo di potercela fare. Devo fare i complimenti alla loro difesa, al loro portiere. Clemente oggi ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri dell'eccellenza, è un ragazzo bravo, difatti l'ho portato io tol mezzo, quindi oggi me l'ha fatta pagare, comunque non importa. Complimenti a loro, però ai miei ragazzi cosa posso dire? Quando uno crea tanto in eccellenza dovrebbe vincere, insomma. Domenica all'ultimo minuto, ad Azzano a 2 minuti dalla fine abbiamo fatto un autogol che abbiamo dominato la partita. Rivignano non ha passato la metà campo, sai, abbiamo perso punti nell'ultimo periodo che potevano farci fare un altro campionato, magari anche in altre posizioni, invece dobbiamo star lì sempre attenti perché non riusciamo a fare quel salto che io speravo di fare, insomma. È vero, allora manca un pizzico di fortuna perché la sua Gemonese diventi una squadra da playoff? Ma secondo me queste gare qua sono state abbastanza significative sotto questo aspetto, nel senso che noi le abbiamo dominate sempre, però abbiamo raccolto sempre poco. Spero che insomma, il pizzico di fortuna che dicono che alla fine pareggi, speriamo venga in altre gare. Questi erano i primi anticipi, i primi recuperi giocati, il resto lo vedremo mercoledì prossimo, mercoledì 29. Prima però ci sarà l'anticipo, diciamo così, dei recuperi, martedì ore 20, Azzanese Charlins Muzzane. Noi abbiamo preparato queste 2 grafiche per parlarvi delle nostre iniziative. Si parte martedì con diretta streaming e diretta TV di Azzanese Charlins Muzzane per quello che sarà l'antipasto, e poi il giorno dopo, amici di FVG Sport Channel, un'iniziativa davvero innovativa questa per noi, un altro diciamo così passo, un'altra
un altro obiettivo per noi, una novità, quella del mercoledì in diretta, un giorno in diretta, abbiamo intitolato nel nostro A Tutto Campo speciale recuperi, e per la puntata di solito noi ogni fine mese abbiamo una puntata speciale di A Tutto Campo scegliendo un argomento. Stavolta è l'attualità il vero argomento, ed è questa giornata di mercoledì prossimo dove si giocherà dalle 15 fino alle 10:30, fino alle 22:30 ci sarà calcio dilettanti e noi lo seguiremo tutto in diretta. Infatti nel giorno in diretta di A Tutto Campo su FVG Sport Channel noi saremo già con le nostre telecamere alle ore 15 per Fontana Fredda Cras, lo scontro diretto prima contro seconda. Saremo in diretta TV e tutte queste gare che state vedendo anche nella nostra grafica saranno in diretta streaming. Quindi alle 15 Fontana Fredda Cras verranno tutti confermati gli orari dalla federazione, alle 19:30 Virtus Corno Fontana Fredda e poi alle 20:30 il collegamento con Flaibano Torre. Attenzione però, tutte le partite saranno disponibili in diretta streaming, quelle della sera però non saranno completamente in diretta TV, perché noi alle 20:30 entreremo in diretta dallo studio con i nostri ospiti, aggiorneremo in tempo reale tutti i risultati dei recuperi e ci collegheremo coi campi che vedete indicati, ovvero per i finali da Corno di Rosazzo e per la gara importante, un match clou di promozione tra Flaibano e Torre. Quindi sia in TV sia in streaming potete seguire tutto il calcio dilettanti in diretta per questo A Tutto Campo speciale recuperi. E prima di chiudere e salutarvi vi ricordo che A Tutto Campo in onda invece regolarmente domenica alle 19:30, partiremo a questo orario sul canale 17, sul canale 17 Free, per seguire e raccontare un'altra giornata importante con subito le immagini disponibili su FVG Sport Channel, e noi abbiamo titolato Pordenone, ecco il derby. Naturalmente questa è la gara di domenica, la gara vera della giornata, la più attesa. Sacilese-Pordenone, un gran pezzo di campionato passa il 25 aprile, il Pordenone chiamato a battere nel derby la Sacilese, una regionale, diventa un grande ostacolo verso il primato, vedremo come risponderà la super capolista. Poi c'è un altro derby interessante, derby salvezza, San Vitese Tamai, tutto da vedere, lo vedremo in serata. Poi le altre gare degli anticipi di sabato, Ciarlis Muzzano e Rivignano, Chionzi Semme Gradisca, e poi sempre della domenica vedremo Torinese Zaule e l'interessante sfida playoff in prima categoria a Girone B tra Ancona e Aurora, seconda contro quarta in classifica. Amici di A Tutto Campo, noi ci fermiamo qui. Tra immagini, interviste ai protagonisti e soprattutto tante iniziative come avete visto nelle nostre ultime grafiche, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento domenica e per lo speciale di mercoledì prossimo. Non mancate, perché i recuperi li vivete in diretta tutto il giorno su FVG Sport Channel. Alla prossima, il meglio deve ancora venire. Ciao!